Mi sono posto il problema da medico, ma cosa posso fare io per affrontare la malattia, per aiutare i miei assistiti? Perché non posso mica assistere, speriamo che vada bene. E quel ragionamento mi ha portato rapidamente a individuare in giro per il mondo delle opzioni terapeutiche che erano già state usate da personaggi autorevoli, ovviamente, e applicarle e vedere nel concreto, nei miei numeri inizialmente pochi, ma ormai diventati centinaia e centinaia, che c'erano dei risultati di contenimento della malattia. Questo l'ho anche reso pubblico. Un anno fa apparvero alcuni articoli sui giornali locali e alcune interviste di emittenti locali dove dicevo ampiamente che secondo me si poteva allora usare idrossiclorochina, cortisone e aspirina senza aspettare il paracetamolo, la famigerata tachipirina che non serviva assolutamente a niente salvo ad abbattere la febbre. Non ho trovato terreno fertile immediatamente, questo mi ha già lasciato perplesso, per cui nella mia versione anche di sindaco ho cercato un po' di capire qual è la strategia adottata dalle autorità, perché il lockdown totale non è la risposta di fronte ad una reale situazione virale, lo è invece se si vogliono raggiungere altri obiettivi, che è quelli, ma l'ho scritto tranquillamente, di una dittatura per motivi sanitari, enfatizzando la questione allora, ma non ci siamo andati poi tanto lontano. Diciamo che sull'uso dell'idrossiclorochina poi in Italia è intervenute su studi fasulli mondiali, è intervenuto il blocco e lì siamo cominciati a essere messi in collegamento con altri colleghi in tutta Italia, perché non è che ce n'era un visionario che faceva le cose, non penso di essere un genio, sono un normalissimo dottore di campagna, quindi mi sono applicato e altri colleghi anche migliore preparazione della mia e con ruoli più importanti, ugualmente sono arrivati alle stesse conclusioni utilizzando le stesse terapie, ottenendo gli stessi buoni risultati, che non vuol dire ovviamente che abbiamo la soluzione del problema, perché non abbiamo ancora un antivirale puro che colpisca il virus, però abbiamo dei ottimi farmaci che riescono a contenere quelle che sono le azioni nefaste sull'organismo, praticamente la trombizzazione, le complicanze emboliche, tromboemboliche, la progressione a livello polmonare. Questo è stato l'elemento fondamentale. Poi per fortuna nel gruppo a cui appartengo, che è terapie domiciliari Covid-19, l'avvocato Grimaldi ci ha messi insieme, il professor Cavanna, il dottor Mangiagali, il dottor Stramezzi e centinaia di altri, e ci siamo organizzati passando alla controffensiva, ma già questo la dice lunga, passare alla controffensiva per via legale, per poter utilizzare in scienza e coscienza un farmaco che esiste da 50-60 anni, non un farmaco inventato ieri l'altro, pone ulteriori dubbi sulla gestione e sulle volontà di curare veramente le persone. Ma è sconcertante, alla fine rimane questo fatto, cioè il non considerare delle opzioni terapeutiche che vengono dal territorio, dall'esperienza reale, da chi come noi era faccia a faccia con il malato, li visitava a casa, perché il problema, io che tutti quelli che ho potuto raggiungere, e sono centinaia, li ho visitati a casa vedendo l'evolvere della malattia e la progressione anche della cura positiva. Non raccogliere questo invito, questa valutazione da parte di autorità sanitarie che trattavano le nostre esperienze con sufficienza, dicendo che eravamo quasi degli stregoni, degli sciamani, questo non me lo spiego, perché vuole dire dal punto di vista, o me lo spiego anche troppo bene, preferire che ci sia maggior diffusione di malattia, complicanze più gravi, ricoveri maggiori e, mi spiace dirlo, anche decessi maggiori per fini diversi da quelli di tutela della salute. Questo mi è rimasto sul gozzo e sullo stomaco da allora e continua a essere una mia dannazione, perché tutt'oggi, purtroppo, devo dire, moltissimi pazienti di cui ricevo telefonate da tutta Italia sono lasciati a tachipirina e adesso qualche aspirina al posto del nulla che c'era prima, ma non molto di più, nel senso che lasciarli lì decine di giorni è già male. Voi pensate a uno che sta male e 10 giorni ha la febbre che va su, ha la tosse, comincia a mancargli il fiato ed è lì in attesa. Questo è il modo peggiore di curare una persona, Covid o non Covid, in qualsiasi modo. Il paziente va supportato, va assistito, va fatto capire che il suo organismo può reagire meglio se è supportato da qualcuno che lo vede. Se questo messaggio fosse stato accolto e diffuso su tutta Italia, molti più colleghi avrebbero preso coscienza che era possibile fare qualcosa.
Questo non l'ho capito, o ribadisco, l'ho capito troppo bene, che è stata una scelta voluta per creare il maggior panico possibile, i maggiori danni possibili e arrivare a altre determinazioni, sia in campo sanitario che in campo sociale, in campo economico, in campo di ristrutturazione delle modalità di vita di questo Paese. Anche gli strumenti con cui si adottano poi le misure di contenimento lasciano ovviamente molto a desiderare, cioè sono contestabili. Io dal mio punto di vista medico, se ho un decesso a casa di una persona che muore o per un infarto o perché ha un tumore terminale o cade dalle scale, devo scrivere accuratamente deceduto non Covid, perché se no quando arriva all'obitorio può essere che venga considerato Covid. Ho un esempio di una paziente mia deceduta anziana che stava benissimo, ha avuto un attacco cardiaco perché era cardiopatica, la mattina alle 10 è deceduta a mezzanotte, siccome l'hanno trovata positiva, non aveva febbre né niente, è stata considerata deceduta per Covid. Allora, deceduta per un problema cardiaco, positiva al Covid, ma non è morta per il Covid. Ecco, questo potremmo narrarne altri esempi che mi sono stati forniti da anche parenti di altri deceduti. Ma al di là di questo, che serve evidentemente per gonfiare il numero dei morti, se uno muore in macchina lo trovano positivo e l'incidente non è morto in incidente, è morto per Covid, allora vengono fuori quei numeri che terrorizzano la gente. Ma anche lo stesso numero dei positivi, abbiamo recentemente visto in Regione Lombardia che è stato ammesso che uno che viene calcolato fa 3 volte il tampone e è 3 volte positivo, vale per 3, è sempre lui però che è positivo, quindi anche questa che è ufficiale, non me la sono inventata io e non sono un negazionista, non sono un complottista, sono i numeri che vengono fuori. E anche il sistema di calcolo, cioè voi sapete che non abbiamo un sistema di misurazione del virus, c'è questo PCR con cui si fanno un certo numero di amplificazioni e se la quantità supera di 3 antigeni nella fattispecie viene dato positivo. Però se tu alzi il numero di amplificazioni è più facile che tu vedi una piccolissima traccia del virus e sei positivo lo stesso. Questa cosa è uno standard che è stato costruito dopo, lo ha detto il professor Palù, attuale presidente dell'AIFA, non me lo sono inventato io. Quindi è una misura non reale, non è un metro, che un metro è un metro. Questo è un metro che è stato costruito ex post, quindi può essere 90 cm o 1,10 m. Quindi anche tutti questi numeri, ma alla fine quello che voglio dire è che non importa la salute, dobbiamo però creare dei numeri attraverso cui le autorità prendono dei provvedimenti restrittivi. Se pensiamo anche adesso, io vedo che nella mia comunità di Santa Lucia noi stiamo fermi da 1 mese e mezzo attorno alla ventina di positivi su 9.300 abitanti. Non siamo il mondo, però siamo indicativi che tutta questa 15ª pandemia è ondata di pandemia, cioè queste ondate che crescono, cioè ondata che arriva e ce ne sono uno, adesso ci diranno che arriverà le prossime ondate da qui all'infinito, per dirci che dobbiamo cambiare il nostro sistema di vita per chiuderci. Come lo stesso usare le mascherine all'aperto, io sono dei primi che le ha contestato, se io me ne sto solo, perché diavolo devo andare con la mascherina? Chiaro che se metto insieme altre persone per rispetto la metterò su, ma per rispetto, ma se me ne vado da solo fa più male che bene la mascherina, l'ho sempre detto, continuo a dirlo, io cammino per la strada da solo, non uso la mascherina, mi facciano tutte le sanzioni che vogliono, devo respirare bene e non è che il virus se ne va in giro a colpire. Quindi l'insieme di queste cose è aleatorio e sembra per l'ennesima volta costruito per spingere la situazione in un certo senso, perché adesso è vietato stare insieme, è vietato socializzare, dovremo tutti parlarci per via digitale, non abbiamo fatto anche il Ministero della Digitalizzazione, certe cose che non sono la natura umana, è per guardarsi negli occhi e per confrontarsi, certo con prudenza come è necessario quando c'è, ma anche se c'è un'influenza mica io vado a casa di ospite a cena di persone che hanno 40 di febbre, me ne sto a casa, esiste da che mondo è mondo, ecco. Se noi negli anni scorsi avessimo misurato le valutazioni dell'influenza che veniva fatta solo in ospedale, se uno era ricoverato si trovava il virus, avremmo avuto numeri che il coronavirus era da ridere, ecco, qui invece si è creata una situazione, non sono negazionista, dico ci sono problemi e evoluzioni gravi, ma per ritornare a quanto dico da un anno a questa parte, si possono curare i sintomi, si possono affrontare diversamente, allora il numero dei casi che hanno bisogno di interventi importanti e che poi possono avere andamenti difficili sarebbe diminuito. Poi se andiamo a guardare i numeri, purtroppo, e io ho rispetto di qualsiasi morto, sia chiaro,
i numeri dei deceduti, voi vedete che la fascia di età è di chi purtroppo ha l'età che, ahimè, per tutti è un fattore negativo, ma ci sono patologie, diabete, cioè tutti elementi che anche in un'epoca di una banale influenza sono negativi. Dopo un anno che abbiamo provato lockdown profondi, variabili, misure di contenimento, sanzioni alla grande, delazioni, invito a fare i delatori tra vicini, che uno ha un ospite a casa o uno è andato addirittura oltre i 200 metri detti dal governatore del Veneto alcuni mesi fa. Si possono anche tirare le somme, è abbastanza evidente che tutto questo cancan non ha limitato la diffusione del virus, che da sempre durante i mesi invernali fa il suo mestiere, si diffonde, ha alimentato sicuramente il panico, ha distrutto socialmente la nostra società, sta forgiando dei giovani che sono più supini e non critici, permettetemi, una volta erano i giovani più critici, adesso siamo noi anziani che dobbiamo utilizzare il ragionamento per far capire che, insomma, guardate che non è che quello che vi dicono è tutto vero, non è vero nemmeno quello che vi dico io, ma dubitate almeno, cercate di farvi un ragionamento, informatevi, e non è che quello che trovate scritto su un solo libro è la verità, confrontate testi diversi, opinioni diverse, perché se no vi racconteranno sempre le balle e alla fine diventerete degli automi, diventeremo degli automi. Io credo di non doverci stare come persona da questo punto di vista, però arrivare a vedere tantissime persone che se ne vanno in macchina da sole ancora con la mascherina museruola addosso dimostra che mentalmente siamo spacciati. Cerchiamo di contrastare almeno queste cose, delle piccole libertà, dei piccoli ragionamenti, usate il cervello, usate i neuroni. Insomma, la specie umana ha questo vantaggio, ammesso che ce l'abbia ancora rispetto ad altre specie viventi. Cerchiamo di usarlo, invece se pensiamo che ci sia qualcuno sopra di noi che è così puro, che farà di tutto solo per il vostro benessere, cominciate a dubitare perché ci sono altri interessi che si muovono in maniera completamente diversa. La salute non si tutela solo ed esclusivamente con questi atteggiamenti, ma tenendo conto soprattutto delle persone che sono fatte in carne, ossa e mente, pensiero e cuore, e quindi su queste dobbiamo cercare di risvegliare gli indirizzi. Dobbiamo credere, dobbiamo usare la nostra testa, ecco. Non credete neanche a me, ma fate dei confronti. Non è che uno va in TV, è un fenomeno perché vi dice delle cose e nessuno lo contrasta. Lì c'è gente in TV che non ha mai curato una persona. Lì ci sono matematici che vi danno dei modelli che sono fissi. In natura non esistono modelli fissi, per fortuna ancora. Esistono dei calcoli che possono permettere, è internet che funziona con algoritmi fissi e vi fa credere quello che volete, ma è diversa invece la natura. Per fortuna difendiamola, difendiamoci. Dopo un anno finalmente importanti istituti come il Mario Negri e altri personaggi cominciano a dire che effettivamente se invece di aspettare, se si utilizzano precocemente antinfiammatori a cominciare dall'aspirina, si usa il cortisone e si usa l'eparina, oltre a supporti di vitaminici, si riescono a ottenere ottimi risultati. Non lo dicono più alcuni sparuti medici che non hanno studi documentati, come si affermano dei luminari alle spalle, lo dicono istituti certificati. Allora vuol dire che c'è una possibilità. Allora, il mio appello è ai colleghi medici che raccolgano queste indicazioni, le applicano precocemente nei loro pazienti. Perché se uno aspetta 10 giorni a curare un paziente, allora sì, diventa difficile. Però se interveniamo rapidamente, li seguiamo rapidamente, questo aiuta il paziente, aiuta a contenere la malattia, a limitare le sue complicanze e si ottengono risultati migliori. E a quel punto avremo raggiunto un obiettivo. Faremo i medici fino in fondo, per cureremo. Aiuteremo i pazienti, che è il nostro dovere di medici prima di tutto, e daremo un segnale fortissimo che abbiamo una capacità critica e vogliamo essere autonomi nell'esercitare la professione, sempre dal punto di vista medico. E alla popolazione invece diremo che i loro medici sono in grado di aiutarli, di seguirli e di svolgere quello che è il giuramento che hanno fatto, seppure virtualmente, una volta che si sono laureati.